Autonomisti occidentali. Buonasera, grazie per essere presente nel nostro telegiornale. Vediamo un po' tutto questo subbuglio politico in vista delle elezioni politiche. Voi come movimento un po' autonomista vi state attivando invece per il prossimo appuntamento elettorale, quello per il rinnovo della giunta regionale, del Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia. Certo, qualcuno sostiene che noi ci meritiamo l'autonomia per via della lingua friulana, che è un argomento valido, ma secondo me l'argomento più valido è un altro, perché da quando noi siamo entrati in Europa le prospettive per il Friuli erano quelle di un posizionamento geografico che lo avrebbe portato a trovarsi nel centro dell'Europa in un crocevia chiave. In 10 anni tutto è cambiato perché dà un'opportunità. Questa è diventata una tragedia, perché con l'Austria che ha una tassazione del 25% e la Slovenia del 18% contro una tassazione delle aziende in Italia del 63,8%, vedete voi se non abbiamo diritto ad essere autonomi il più possibile, che i nostri soldi rimangano qua, anche perché ci troviamo a dover fronteggiare una concorrenza che è quantomeno sleale, o perlomeno è sleale lo Stato italiano con la tassazione. Senta, perlomeno si è arrivate a una riduzione del numero dei consiglieri regionali in Friuli Venezia Giulia. Qualcuno però proponeva che il numero dei consiglieri rimanesse lo stesso, ma con una decurtazione dei loro stipendi. Allora, la riduzione di 10 consiglieri è solo propaganda, è solo una strategia per penalizzare i movimenti e i partiti più piccoli che si sono scocciati dei partiti tradizionali, perché hanno aspettato 14 mesi per una legge costituzionale, quando 14 mesi fa avrebbero potuto diminuire del 50% le indennità dei consiglieri, pagandone quindi 30 a prezzo pieno anziché 49 che verranno pagati adesso. Da dire poi che sabato, come insomma realtà autonomista, sarete presenti in piazza Cavour a Pordenone con un gazebo di un'altra regione. Sarà presente anche Franco Bandelli e insieme anche rappresentanti dell'associazione Insieme per la Gente e gli Autonomisti. Proseguirete insomma anche questa attività di sensibilizzazione fra i cittadini. Certo, ieri sera c'è stata la conferenza stampa dove Pietro Marini è stato nominato coordinatore provinciale di un'altra regione. Franco Bandelli ha ribadito i concetti dell'autonomia che ho appena espresso e ha ribadito che comunque noi andremo solitari, questa volta con un gruppetto più consistente, mantenendo l'equidistanza tra i due che dovrebbero essere i vasi di ferro, ma noi non intendiamo fare il vaso di coccio nel mezzo. Alla Manzoni, no? Senta, ma per concludere, fra lei e Valeria Grillo... non esiste, puntini. Non so se è il caso di ritornare, ne hanno parlato i giornali di questa polemica, anche il blog del Messaggero, quindi non penso che ci sia nulla da aggiungere ai posteri, l'ardua sentenza. Va bene, grazie a Gianni Sartora, Autonomisti Occidentali, e proseguiamo il nostro telegiornale. Grazie e buon lavoro. Prego. Quasi 200 euro parlamentari provenienti da tutti i